Buonasera a tutti, cari soci, socie, amiche, amici e Capitaneria di Porto, benvenuti questa sera da noi. Questa serata il Propeller Club Port of Trieste ha il piacere di dedicare questo incontro a un anniversario speciale, i 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, un traguardo che rappresenta non solo una ricorrenza storica, ma anche l'occasione per ricordare il ruolo fondamentale che questo corpo svolge ogni giorno nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e nella vita dei nostri porti. Attraverso i suoi uomini e le sue donne, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera ha accompagnato l'evoluzione del Paese, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e sociali, restando sempre un punto di riferimento per la comunità marittima e per i cittadini. Il nostro Propeller Club vuole rendere omaggio a questa lunga storia di servizio e di dedizione, condividendo una serata di confronto e convivialità nel segno del mare, della professionalità e della collaborazione tra istituzioni e operatori del settore. Il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera è nato con il Regio Decreto del 20 luglio 1865, numero 2438. Nel 2025 si celebrano dunque i 160 anni di attività continuativa. Nel corso di questo lungo periodo la struttura ha trasformato il proprio assetto, ampliato le funzioni e rafforzato la presenza territoriale. Oggi conta circa 11.000 donne e uomini dislocati su circa 280 uffici territoriali. Durante la cerimonia del 22 luglio 2025 al Forte Michelangelo di Civitavecchia sono stati evidenziati l'impegno operativo, il presidio costiero e l'attenzione all'ambiente marino. In questo anniversario emergono alcune riflessioni chiave per il settore. La capacità di adattarsi a nuove esigenze derivanti dal controllo e dall'aumentata esigenza di soccorso in mare, dal traffico mercantile crescente, il notevole aumento del diporto, il controllo dell'ambiente e della pesca. L'importanza della presenza territoriale e della visibilità sociale, non più una forza settoriale, ma un organismo con forte radicamento locale e missione nazionale. Le sfide future: aggiornamento dei mezzi, navali, aerei, droni, digitalizzazione dei processi portuali e rafforzamento del personale per far fronte alle crescenti esigenze operative. Questo anniversario offre anche l'occasione per porre l'accento sul valore economico della sicurezza marittima e portuale. Ad esempio è stato citato un dato secondo cui ogni euro investito nel corpo restituisce 1,53 euro all'economia nazionale. Nel tempo sono variate denominazioni, competenze e struttura, da corpo civile iniziale a corpo tecnico militare integrato nella vigilanza marittima, nella sicurezza della navigazione, nella tutela ambientale, nella pesca. Ciò che è rimasto invariato sono l'impegno e la dedizione di donne e uomini che noi sentiamo vicini per ciò che quotidianamente viene fatto per chi ama il mare e per chi lo vive come professione. A tutte e tutti loro il nostro più sentito ringraziamento e viva la Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Abbiamo piacere di avere in videoconferenza il Presidente nazionale del Propeller Club, Umberto Masucci, al quale cedo con piacere la parola per un suo intervento. Grazie Umberto, buonasera. Grazie Fabrizio, saluto tutte le autorità presenti, in particolare il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, il comandante del Prete, il carissimo amico Luciano. La mia seniority mi consentono di avere col corpo delle capitanerie e io dico con gli ambasciatori viaggianti che sono i comandanti di porto e gli ufficiali che girano l'Italia da sud a nord come l'amico Luciano, un rapporto sicuramente amichevole, ma mi fa piacere leggervi un brevissimo WhatsApp che mi ha mandato un amico operatore in un porto del nord Italia, non dico quale, che qualche giorno fa mi ha scritto: ciao Umberto, oggi ho parlato di te al comandante CP di Puntini che mi ha detto testualmente, virgolette, Umberto vuole bene alla CP. E questo è una cosa che mi ha fatto un enorme piacere
perché è il riconoscimento di quello che io e tutto il propeller nazionale e locale ha come sentimento di stima, di apprezzamento, ma anche proprio di sincera amicizia verso gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Noi abbiamo pensato con l'ammiraglio Carlone, ed era presente l'ammiraglio Liardo nel mese di marzo, di fare un tour itinerante attraverso l'Italia, perché noi siamo in tanti porti italiani, e mi fa piacere di dire che questo di Trieste è l'11° o 12° appuntamento, ce ne sarà ancora un altro in questa settimana, e in cui noi non abbiamo voluto fare solo una celebrazione delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera per i 160 anni, ma prima di tutto un riconoscimento per il ruolo essenziale che loro svolgono al servizio del paese, del settore marittimo, portuale. Noi li troviamo sempre al nostro fianco nei porti, nel mare, a difesa delle nostre coste. Insomma, c'è un rapporto effettivamente molto bello, e quindi nei vari porti abbiamo fatto queste occasioni locali di incontro, come quello di questa sera. Io stasera purtroppo non ce l'ho fatta, avevo un impegno a Napoli, ma in 4 o 5 sono stato presente anche a Monfalcone nella vostra direzione marittima un mese fa, quando si è tenuta un'analoga riunione. E con il Corpo delle Capitanerie concluderemo questo Fil Rouge il 2 dicembre a Roma, in cui faremo nel pomeriggio proprio un excursus attraverso tutte quelle che sono state delle serate, dei pomeriggi come questo e degli argomenti che sono stati trattati. Con me a Roma ci sarà anche il Presidente Zerbini, e abbiamo messo su un piccolo filmatino che riprenderà anche il tema di questa sera, proprio per mostrare al Comandante Generale e al Corpo delle Capitanerie di Porto come noi siamo stati presenti in tanti porti italiani con i locali Propeller Club. Con il Corpo delle Capitanerie poi abbiamo fatto e faremo tante cose insieme. Ve ne dico una per tutte. Stiamo definendo in queste ore la data, ma nel mese di marzo 2026 faremo la 13ª missione all'estero del Propeller Club. Sarà a Londra, e grazie al Comandante Generale Liardo e al Corpo dei Capitanerie di Porto faremo una bella giornata, prima di tutto all'AIMO, saremo anche in Ambasciata d'Italia, insomma andremo a conoscere di persona l'AIMO, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del mare, dei porti, insomma che ci regola, ci guida e ci controlla, e sarà un'occasione, come le precedenti 12 missioni, di poter fare una bellissima missione all'estero di tutto il cluster marittimo portuale italiano, e mi aspetto una bella presenza anche triestina. Chiudiamo l'anno quindi il 2 dicembre con questo evento riepilogativo degli eventi fatti sul territorio, e con gli auguri di Natale che ci scambiamo tradizionalmente ogni anno con un cocktail il 2 sera. E lo riapriamo a Cagliari il 15 di gennaio. Noi non abbiamo una sede in Sardegna, e pensate un po', al Presidente della Commissione Trasporti della Camera, in occasione della nostra visita in Albania, missione all'estero, in aeroporto leggeva il nostro libretto, e io sono stato colpito perché lo leggeva con attenzione, perché poi alla fine mi ha detto: Presidente, ma tu non hai una sede in Sardegna. L'avevamo, la ricostituiremo, approfittiamo di un convegno organizzato da Telenord in Sardegna, il 15 gennaio saremo in Sardegna, e poi durante l'anno tanti eventi, Rapallo a fine gennaio organizzato dal Propeller di Genova, a febbraio, fine febbraio, sulle crociere della sostenibilità a Salerno, a marzo il solito appuntamento milanese Shipping and Logistics Meets Industry, a fine giugno i Mid-Med Days dei propeller siciliani, a ottobre, vi do la data, 26-30 ottobre, gioco in casa, perché organizziamo con i Propeller di Napoli
la 7ª edizione della Naples Shipping Week, e lì vi voglio veramente numerosi, come sempre i triestini. Quindi con questo ringrazio, ascolterò parte di questa bella serata, poi ho un impegno tra una mezz'ora, ma buon vento alla vostra serata e sempre grazie al Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, per quello che fanno per il nostro Paese e per tutti noi. Grazie. Grazie Umberto. Bene, adesso passo la parola al direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, capitano di vascello Luciano Del Prete. Grazie, buonasera a tutti. Consentitemi un personale saluto all'amico Umberto da Napoli, che stasera ha deciso di farmi commuovere, perché al di là della sua presenza fisica mi ha messo uno scenario di tutto rilievo, il Golfo di Napoli. Sia Umberto che sia il presidente Zerbini hanno ripercorso un po' per sommi capi quella che è la storia del corpo, quelli che sono i 160 anni che dal 1865 ci trasportano fino alla data odierna. Intanto vi ringrazio di questo invito graditissimo, abbiamo accolto con grande onore e con grande piacere e siamo in una famiglia di coloro che vivono il mare, che del mare fanno il proprio mezzo di sostentamento, quindi tutti gli operatori del mare. Il corpo nasce, come diceva il presidente Zerbini, nel 1865 viene firmato un regio decreto dal re Vittorio Emanuele II che costituisce il corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1910 questo corpo, formato da personale civile, nasce sotto un primo ispettorato centrale, proprio per coordinare le numerose attività che fanno capo a diversi dicasteri. Nel 1915 il personale viene parificato al personale militare per la prima volta nella storia e nel 1918 e fino al 1919 restano militarizzati, cosa che poi continua per il futuro, anche se poi il corpo viene posto alle dipendenze di numerosi altri dicasteri per le funzioni proprio specifiche che esso svolge. Nel 1923 viene militarizzato e viene incluso nel periodo di guerra tra i corpi della Marina Militare. Poi, durante la guerra stesso e fino nel dopoguerra, viene posto alle dirette dipendenze di diversi dicasteri e nel 1938 nasce il primo comando generale. Poi, nella fase del dopoguerra, quando si parla di ricostruzione dei porti che sono stati pesantemente bombardati, quando si parla delle prime attività marittime più importanti, della ripresa dei traffici mercantili, delle prime attività di pesca in mare, della ripresa della navigazione da diporto, al corpo vengono affidate nel tempo vie più diverse funzioni che lo pongono alle dipendenze del Ministero delle Comunicazioni, poi del nostro compianto Ministero della Marina Mercantile, che per chi ha qualche capello bianco come me ricorderà con affetto, fino ai giorni d'oggi dal Ministero dei Trasporti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Diciamo il grosso passo, la svolta avviene nel 1982 con la legge di istituzione della difesa del mare, il corpo che era dotato di pochi mezzi e di limitate risorse economiche viene dotato di una componente aerea e navale di tutto rilievo. Questo lo dobbiamo grazie alla legge sulla difesa del mare. Nel 1989 nasce la Guardia Costiera. Oggi ancora parecchi fanno confusione tra Corpo delle Capitanerie e Guardia Costiera, individuandole come due soggetti, due amministrazioni diverse. Ecco, sono la medesima amministrazione. La componente operativa del Corpo delle Capitanerie di Porto viene denominata Guardia Costiera nel 1989 con apposita legge. Nel 1991, un altro passo significativo. Passiamo dai circa 5-6 mila uomini di organico del corpo ad 11.500 uomini. Un passo fondamentale perché i compiti che dopo i miei collaboratori vi illustreranno, del quale sono sicuro che conoscerete gran parte di essi, ha bisogno di tanti uomini e di tanti mezzi per poter essere esercitato in maniera concreta e in maniera sicuramente brillante. Quindi nel 1991 c'è questo grosso aumento di personale, cosa che negli ultimi anni le autorità di governo hanno inteso ancora di più rafforzare e dovremo arrivare, con una promessa dell'attuale governo, fino a 15.000 uomini. Un vecchio comandante generale, forse qualcuno ricorderà, l'ammiraglio Ferraro, intorno agli anni 95-96, prevedeva un organico di almeno 20-30.000 persone. Non ci arriveremo mai,
però almeno a 15.000 dovremmo arrivarci, perché i compiti sono tanti rispetto a quelli quando nascemmo nel lontano 1865, al di là dell'istituzione della componente operativa di Guardia Costiera, sono veramente cresciuti in maniera esponenziale. Basta solo ricordare, ad esempio, l'istituzione di componenti subacquee, le componenti aeree con le relative basi aeree di supporto, i nuclei ambientali marini, le attività di Port Control che sono nate nel 1983, i centri VTS, perché sapete che presso ogni capitaneria è presente, non in tutte le capitanerie, un centro VTS che gestisce il traffico marittimo. Ecco, quindi i compiti sono aumentati e deve necessariamente crescere sempre di più il numero delle persone e la specializzazione degli stessi. L'ultimo passo avanti viene fatto nel 1994 con l'adesione alla Convenzione d'Amburgo, quando al Corpo delle Capitanerie di Porto viene data la responsabilità dell'organizzazione SAR marittima, quella al quale faceva riferimento prima sia l'avvocato Masucci che il presidente Zerbini, quello che è il compito principe del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Guardia Costiera, dell'attività di soccorso in mare. È l'attività principe perché ogni marinaio, tra i suoi principali scopi, tra i principi fondanti della sua vita, è quello di portare in salvo qualsiasi persona dal mare. Noi abbiamo compiuto, dopo vi farà vedere il comandante Bolognini, un'importante operazione di soccorso qualche anno fa. Abbiamo salvato qui nel Golfo di Trieste, fuori grado, 85 persone, che senza un rapido intervento dei mezzi coordinati dalla Capitaneria, facenti capo anche alle altre amministrazioni dello Stato, sarebbero probabilmente passate a miglior vita. Un rapido intervento, opportunamente e professionalmente coordinato, ha consentito che tutto ciò non accadesse. Abbiamo ripercorso i 160 anni di storia in maniera rapida, dopo magari con un filmato li vivremo un attimino in maniera più concreta, che ci portano fino ai giorni d'oggi. È stato celebrato nel corso di quest'anno con diversi momenti, conclusisi poi con la cerimonia del 22 luglio a Forte Michelangelo a Roma, e mi piace che questa sera il cluster marittimo, il Propeller Club di Trieste abbia voluto riconoscere, attribuire una giornata, un pomeriggio di condivisione di questo momento. Non parliamo di celebrazione perché noi non abbiamo nulla da celebrare, noi siamo dei dipendenti dello Stato che, fedeli al tricolore, cerchiamo di assolvere il meglio la nostra missione. Però che qualcuno ci riconosca non sempre avviene, e io lo dico qui a tutti, ieri è stato un momento in cui questo non è avvenuto. Si è parlato di porto, si è parlato di portualità, si è parlato di cluster marittimo di Trieste senza il comandante del porto. Di questo ne sono veramente dispiaciuto, perché questo è sinonimo e sintomo di una cattiva percezione, e a me questo non va giù, ma non tanto per me, ma per quello che io ed i miei uomini rappresentiamo. Per chi mi conosce sa che io sono abbastanza diretto, quindi sta cosa ce l'avevo da dirla e l'ho detto. Per cui volevo garantire, comunque assicurare al porto di Trieste e a tutti quelli che intorno a questo porto, a questo meraviglioso porto, ci vivono e ci lavorano, che l'impegno dei miei uomini e delle mie donne non verrà mai meno, così come non è mai venuto meno. Anche in questi ultimi 2 anni, che sono stati importantissimi per questa realtà portuale, che ci ha visto priva di un presidente, quindi di una guida concreta per gli aspetti di carattere gestionale e commerciale. Noi non abbiamo fatto mancare la nostra presenza, siamo stati tutti i giorni in banchina e abbiamo dato una mano ai colleghi dell'autorità portuale a superare questo momento particolare proprio. Quindi io vi ringrazio, grazie Presidente Zerbini per lo spazio che ci ha dedicato, e passo la parola ai miei collaboratori che in diversi momenti e con diverse tecnologie, quindi presentazioni PowerPoint e filmati, vi illustreranno un po' quello che noi quotidianamente facciamo per la comunità. Grazie ancora. Grazie Comandante Del Prete, e grazie veramente per tutto quello che ci ha detto, ma che soprattutto fate veramente ogni giorno. Passo quindi adesso la parola al capitano di fregata Elisabetta Bolognini, che procede con un filmato esplicativo. Grazie. Buonasera a tutti, sono il capitano di fregata Elisabetta Bolognini, capo sezione studi e comunicazione della direzione marittima di Trieste. Come ampiamente ripercorso da parte del comandante Del Prete,
Oggi quest'anno ricorre il 160° anniversario del Corpo, pertanto vedremo ora un video storico dove vengono ripercorse in maniera dettagliata le varie tappe evolutive del Corpo. Prego. Bene, dopo questo video storico in cui ben si manifesta questo nostro attaccamento alle tradizioni, ma anche la proiezione verso il futuro, e mi piace ricordare a tal proposito uno dei claim che ha accompagnato tutto il nostro 160° anniversario del Corpo, ovvero ancorati al passato con rotta verso il futuro. Qui si coniuga appunto l'anima del nostro corpo, profondamente appunto attaccato alle tradizioni, ma sempre rivolto a nuove avventure e quindi a nuovi obiettivi. Ora, dopo il video, ci tenevamo a approfondire i compiti istituzionali del Corpo e anche quelle che sono le attività della Guardia Costiera di Trieste. Abbiamo preferito strutturare la presentazione in 3 momenti.
un primo introduttivo da parte mia con cui focalizzerò appunto l'attenzione sulle attività istituzionali del corpo. Passerò poi la parola al collega Selleri per focalizzare meglio l'attenzione sulle attività operative del corpo. Infine concluderà questa presentazione il comandante Tomat che vi illustrerà i compiti tecnico-amministrativi del corpo con un focus particolare sul porto di Trieste. Dunque, partiamo dalle origini. Prima il comandante Del Prete ha ben delineato tutto il percorso evolutivo del corpo. Il corpo appunto nasce nel 1865 con il Regio Decreto 2438 da parte del Re Vittorio Emanuele II e da quel momento noi assorbiamo una serie di competenze, alcune delle quali derivano dal Corpo di Stato Maggiore dei Porti, quelle di natura tecnico-militare prettamente, e a queste poi si associano quelle invece dei consoli di marina, compiti prettamente amministrativi. Nel tempo queste attività sono state via via ampliate e difatti oggi al corpo sono affidate tutte le attività marittime e portuali, o meglio la disciplina e la vigilanza su tutte le attività marittime e portuali. Il corpo nasce, ricordiamolo, come corpo specialistico della Marina Militare, vestiamo la divisa della Marina Militare e nel tempo però la dipendenza principale è quella del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sia in termini organizzativi che dipendenze funzionali. A queste si sono associate quelle dipendenti dal MASE, quindi il Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, scusate, della Sicurezza Energetica, e quelle del MASAF, che è il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Sicuramente un momento importante nella nostra storia è stato il 1989, in cui abbiamo acquisito la denominazione di Guardia Costiera, perché, lo ricordava prima il comandante, è stato il momento di svolta da un punto di vista operativo, in cui dopo l'82 con la legge sulla difesa del mare abbiamo acquisito una serie di competenze operative e c'è stato anche un forte sviluppo in termini di risorse, quindi in termini di mezzi navali e mezzi aerei. Qual è dunque l'organizzazione territoriale? Il nostro paese chiaramente è una penisola dotata di ben 8.000 km di coste. Abbiamo un'organizzazione capillare con diversi uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Chiaramente il nostro cuore è il Comando Generale a Roma e poi, così appunto come avviene a livello amministrativo tra regioni, province e comuni, abbiamo questa suddivisione, un grande puzzle, dove ad ogni regione, parliamo delle regioni costiere, corrisponde appunto una direzione marittima. Poi, come una sorta di matrioska, abbiamo via via degli uffici più piccoli a livello, diciamo, di rango via via inferiore. Passiamo quindi dalle direzioni marittime a livello regionale alle capitanerie di porto a livello provinciale e poi gli uffici circondariali marittimi, gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia. Scendiamo ora nel dettaglio a guardare invece la nostra giurisdizione. Dunque, la giurisdizione del Friuli Venezia Giulia ha un'estensione di 100 km circa, si estende dal confine di Stato italo-sloveno di San Bartolomeo sino al fiume Tagliamento, che costituisce la linea fisica che distingue appunto le due regioni Friuli Venezia Giulia dal Veneto e dunque le due direzioni marittime di Trieste e Venezia. Vi sono 6 uffici marittimi, come vedete anche in diapositiva ci sono colorazioni differenti proprio per evidenziare con colorazioni diverse anche il rango differente. Trieste è una capitaneria di porto ma è sede di direzione marittima, quindi ufficio regionale. Monfalcone è un compartimento marittimo, quindi a livello provinciale. Poi abbiamo gli uffici paritetici di Grado e Portonogaro, che sono uffici locali marittimi, ed infine gli uffici locali marittimi di Liano Sabbiadoro e Marano Lagunare. Sul territorio operano quasi 300 persone e siamo dotati di ben 15 unità navali. Quali sono dunque i compiti istituzionali? In parte li abbiamo già anticipati.
in primis la salvaguardia della vita umana in mare, che è il nostro compito primario, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, poi vedremo il termine anche sicurezza navigazione nella sua accezione più ampia del termine, l'attività amministrativa, e con questo mi riferisco a tutta quella serie di servizi resi da parte del corpo all'utenza marittima, sia essa composta da gente che opera sul mare, quindi dai marinai, dai marittimi, dai naviganti, sino ai diportisti, chi si accosta invece al mare per finalità turistiche e ricreative. E poi da una parte la tutela dell'ambiente marino e costiero, che come abbiamo visto è alle strette dipendenze del Ministero dell'Ambiente, del MASE, e dall'altra la tutela delle risorse ittiche, quindi in dipendenza dal MASAF, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per quanto attiene alla tutela dell'ambiente marino e costiero, così come per la tutela delle risorse ittiche, vedremo che l'organizzazione va a ricalcare quella che è l'ossatura principale della ricerca e soccorso mare e della salvaguardia della vita umana in mare. Mi spiego meglio. A livello di struttura organizzativa abbiamo il comando generale, che costituisce da un punto di vista operativo il nostro IMRCC, è l'International Maritime Rescue Coordination Center, quindi il centro di coordinamento nazionale del soccorso marittimo. Da esso dipendono poi i 15 MRSC, Maritime Rescue Subcenter, quindi i centri di soccorso marittimo secondario, tra cui anche la Direzione Marittima di Trieste, il 10° MRSC. Quindi questo consente di avere una struttura capillare, di riuscire a coprire, come abbiamo visto, come un grande puzzle, tutta la superficie marina. Sono 500.000 km², che sono pari a una volta e mezza il territorio nazionale, il territorio da un punto di vista proprio terrestre. Per quanto attiene all'attività di ricerca e soccorso in mare, tra gli eventi principali registrati nel corso dell'anno 2024, ben 62, che hanno portato a salvare 279 persone, sicuramente merita una menzione particolare il soccorso reso alla motonave Audace. Come ricorderete, perché se ne è parlato molto anche sulla stampa, il telegiornale, è una delle attività più significative, perché tecnicamente si può definire come Mass Rescue Operation, quindi un'attività di soccorso a favore della motonave Audace, che collegava come altre unità di trasporto locale i porti di Trieste e Grado. Durante una navigazione, esattamente il 12 giugno 2024, c'è stato un rischio di affondamento e grazie al coordinamento delle risorse, sia quelle proprie del corpo, sia chiaramente quelle concorrenti, e con questo mi riferisco alle unità della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, agli rimorchiatori, insomma tutti hanno concorso alla salvezza di ben 85 persone, di cui 4 membri di equipaggio e 81 passeggeri. Sicurezza della navigazione. Con il termine sicurezza navigazione dobbiamo riferirci a tutto quell'insieme di controlli che vengono eseguiti sia in termini di FSC, Flag State Control, quindi sono i controlli nei confronti del naviglio mercantile e da pesca nazionale, quelli che battono la nostra bandiera, ma anche in termini di PSC, quindi come Port State Control. Mi riferisco quindi ai controlli effettuati nei confronti del naviglio mercantile che scala i nostri porti, e soltanto nel 2024, come vedrete riportato in lastrina, sono state eseguite ben 74 ispezioni PSC, di cui 23 oggetto di detenzione. Sono dei provvedimenti di fermo intrapresi da parte del nostro personale specializzato in materia, laddove sussistono degli elementi di criticità, dei clear grounds, dei fondati motivi per ritenere che la nave non sia sicura e sia appunto substandard rispetto a una serie di convenzioni internazionali. Tra queste ricordiamo, a titolo meramente semplificativo, la SOLAS, Safety of Life at Sea, e la MARPOL in materia di tutela ambientale.
Col termine però sicurezza, come molti sapranno, gli inglesi distinguono bene quello di cui abbiamo parlato finora, che è la safety, da quello che invece viene definito come security, sicurezza marittima, quindi quell'insieme di misure che sono dirette a tutelare la nave, le persone, i beni, da una serie di rischi che non sono più soltanto quelli derivanti, come per la safety, dall'attività stessa in cui la navigazione avviene, dal mare, che è comunque fonte di pericolo, in questo caso dovuto ad interventi umani, quindi sono atti illeciti di natura intenzionale. Mi riferisco quindi al terrorismo, alla pirateria, motivo per cui nei porti come negli aeroporti ci sono una serie di misure, di controlli atti a prevenire potenziali appunto rischi per chi viaggia, siano essi passeggeri, siano essi merci. Passo ora la parola al collega Selleri. Dove si va? Buonasera, sono il capitano di fregata Achille Selleri, capo servizio operazioni della Direzione Marittima di Trieste. Oggi vi parlerò rapidamente delle attività operative della Capitaneria di Porto di Trieste e della Direzione Marittima. Rapidamente le attività operative della Guardia Costiera si possono riassumere in 3 macro aree: la ricerca e soccorso, la tutela dell'ambiente e la tutela della filiera della pesca. Per far fronte alle attività operative, la Capitaneria, la Direzione Marittima si è dotata di 2 sale operative, una presso Trieste e una presso Monfalcone, dalle quali vengono coordinate le attività di ricerca e soccorso nelle aree di competenza. In più la sala operativa presso la Capitaneria di Porto di Trieste assolve anche la funzione di 10° MRSC, come diceva la collega, e quindi coordina le attività di soccorso in seconda situazione operativa anche nell'area di Monfalcone, quindi di tutta la direzione marittima. Le stesse sale operative, allorquando ci dovesse essere un'emergenza ambientale, assolvono anche a punto di coordinamento delle attività anti-inquinamento per gli inquinamenti di primo livello, cioè gli inquinamenti più lievi, e danno supporto eventualmente anche alle attività anti-inquinamento di secondo e terzo livello, quando le attività coordinatrici sono il Ministero dell'Ambiente e la protezione civile. Questo, quello che abbiamo detto era riguardo le sale operative. Invece, come mezzi lungo tutta la zona di competenza della direzione marittima abbiamo un certo numero di motovedette, sia costiere che d'altura, che in ogni momento della giornata e dell'anno possono far fronte alle emergenze e alle attività operative per le quali la Capitaneria è chiamata a intervenire. Vorrei farvi notare che ci sono 2 motovedette SAR, la Charlie Papa 881 presso Trieste e la Charlie Papa 846 nel porto di Grado, che possono intervenire per attività SAR in prima battuta e con un allertamento di pochi minuti. Intervengono e prendono il mare in qualunque condizione di mare e di tempo, infatti sono chiamate le motovedette ogni tempo. Poi ci sono un certo numero di battelli costieri e motovedette costiere che specialmente durante la stagione estiva danno sicurezza e danno supporto a quelle attività balneari e diportistiche lungo tutta la costa. Un'altra motovedetta molto importante è la Charlie Papa 277, che è una motovedetta d'altura lunga 18-20 metri, è equipaggiata con 8 persone ed è una motovedetta che viene impiegata per le attività
sia attività a largo raggio di vigilanza pesca, sia per le attività di monitoraggio ambientali lungo tutta la costa. Questa motovedetta viene impiegata almeno una volta l'anno in teatri operativi lontani da Trieste e intendo dire nella zona di Lampedusa, dove c'è necessità di una rotazione di motovedette e di equipaggi per le note attività di ricerca e soccorso per i migranti che arrivano dal Nord Africa. La sala operativa di Trieste assolve, come diceva il comandante del Prete, anche alla funzione di Vessel Traffic Service, ed è quel servizio che la sala operativa, il VTS di Trieste, offre alle navi che approcciano al porto di Trieste, entrano nell'area di competenza del VTS di Trieste e vengono guidate, vengono monitorate tutto il tempo della loro permanenza nell'area VTS. Le funzioni principali del VTS sono quelle di ridurre i rischi di incidente e tutelare l'ambiente, perché se si evitano gli incidenti, naturalmente si tutela l'ambiente. Quindi le navi che approcciano, si avvicinano all'area di competenza, quando entrano nell'area di competenza, vengono avvistate, vengono agganciate, ci si mette in contatto con la nave e si acquisiscono tutta una serie di informazioni sia via radio e vengono compilati dei database che servono per monitorare per tutta la permanenza nell'area VTS, monitorare la nave e da dove arriva, le merci che trasporta. Alcuni dati vengono ormai acquisiti in modo telematico dai sistemi telematici e una volta approcciata la nave viene guidata o all'ancoraggio oppure direttamente presso l'ormeggio e la sosta in banchina. Durante tutta la sosta in banchina, tramite altri sistemi di gestione della sosta della nave interfacciati con il sistema VTS, viene gestito tutta la permanenza e la sosta della nave nel porto di Trieste, fino a quando la nave deve partire, lascia il porto di Trieste, quindi la pratica amministrativa di arrivo e partenza viene gestita in modo telematico tramite altri sistemi, il sistema PMIS per capirci, e la nave, una volta conclusa la permanenza nel porto lascia l'ormeggio e viene guidata per lasciare l'area VTS di competenza. L'altra funzione, come dicevo prima, operativa della Guardia Costiera è il supporto al Ministero della Sicurezza dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con tutte quelle attività sia di lotta agli inquinamenti, allorquando dovesse verificarsi un incidente, un inquinamento in mare, sia quelle attività di monitoraggio e di controllo sia delle aree marine protette, sia della qualità delle acque in generale. E quindi il nostro personale è specializzato a monitorare, verificare, controllare sia le acque, sia gli scarichi, sia i rifiuti che le attività produttive producono durante la loro lavorazione. Una peculiarità della Direzione Marittima di Trieste è la presenza dell'area marina protetta di Miramare,
e quindi il nostro personale quasi giornalmente va a verificare la presenza di attività illecite, se ce ne fossero, nell'area marina protetta e c'è un controllo praticamente giornaliero di quello che avviene intorno all'area marina protetta. Un altro aspetto molto peculiare dal punto di vista ambientale è la collaborazione con gli stati costieri, con gli stati limitrofi, inteso come Croazia e Slovenia. Negli anni passati è stato firmato un accordo, una sorta di collaborazione, allorquando dovesse esserci un incidente ambientale sia nelle acque italiane che nelle acque slovene o croate, per poter intervenire in modo coordinato e univoco sull'incidente. Un'altra attività operativa della Guardia Costiera è quella della tutela della filiera della pesca. Tutela della filiera della pesca intesa come tutela della risorsa ittica che man mano si sta depauperando e tutela del consumatore. E quindi il personale della Guardia Costiera interviene su tutta la filiera, dalla cattura del pescato fino a quando il pescato arriva sulla tavola del consumatore, inteso come punti di ristorazione o mercati ittici. E quindi il nostro personale interviene su tutti questi passaggi e controlla che le attività di pesca e di commercializzazione vengano fatte secondo le regole sia nazionali che comunitarie. Anche qui una peculiarità della Direzione Marittima di Trieste è la presenza di barchi di confine, barchi di confine con la Slovenia, e il nostro personale specializzato sui controlli della filiera della pesca collabora con i colleghi della Slovenia perché ci sia anche qui ci siano dei controlli, ci siano dei controlli finalizzati al rispetto delle regole sia comunitarie che anche qui degli stati sia italiano che sloveno. Passo la parola al collega, al comandante Tomat. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Diego Tomat, tanti di voi mi conoscono, sono visionoso. È un piacere per me questa sera, permettetemi un attimo questa digressione, vedere qua amici, compagni di scuola anche, di classe in particolare, però tanti amici con i quali negli anni abbiamo lavorato assieme a Trieste. Ed è un piacere essere qui stasera, stare in loro compagnia, quindi raccontare un attimo quello che facciamo anche da un punto di vista come Guardia Costiera e Capitaneria. Io vi tedierò qualche minuto sul porto di Trieste, il ruolo del comandante del porto, indicando alcune, con un passaggio veloce di lastrine, alcune di quelle che sono le peculiarità del porto di Trieste. Allora, come potete vedere, il porto di Trieste ha delle caratteristiche particolari. È caratterizzato dai fattori di crescita che favoriscono il commercio del traffico, che sono la posizione geografica, collegamenti ferroviari importanti e comunque in notevole crescita, fondali cospicui per quanto riguarda il mare Adriatico, che sono elevati, che hanno per fortuna non necessitano di tanta manutenzione per essere tenuti operativi, e poi per certi aspetti c'è il regime speciale di Punto Franco Nuovo che aiuta quella che è l'import-export o la lavorazione delle merci. Alcuni numeri: 12 km di banchine, una volta erano
quasi 16, abbiamo perso il Porto Vecchio per trasformarlo in Porto Vivo, quindi qualche ormeggio l'abbiamo perso, 30 posti d'ormeggio completamente operativi, 17 impianti portuali soggetti alla normativa internazionale di security e 70 km di rete ferroviaria che, come dicevo prima, è comunque in forte crescita. I risultati raggiunti dal porto, che sono risultati che derivano dall'intento comune di tutti gli attori che ruotano attorno al porto, è che Trieste è il primo porto in Italia per traffico ferroviario, è il primo porto in Italia per tonnellaggio totale, quindi tanta gente dice il porto di Genova è il porto più grosso d'Italia, quello che più, non è vero. È il primo porto in Italia per trasporto marittimo corto raggio, ma poi abbiamo un altro primo posto, non più in Italia, ma ce l'abbiamo nel Mediterraneo, è il primo porto petrolifero del Mediterraneo. Tutti voi sapete che il terminal petrolifero di Trieste, della SIOT, ha un volume di traffici che supera i 40 milioni di tonnellate all'anno, peraltro sono anche in previsione di crescita, quindi a dispetto di quella che è la green economy o il pensiero green, insomma qualche riflessione è un po' da fare. Il terzo porto in Europa per trasporto marittimo corto raggio e l'8º porto in Europa per tonnellaggio totale. Nuove attività. Lo sapete che negli ultimi anni si parla tanto di combustibili alternativi, sono varie le soluzioni proposte sul mercato da parte degli operatori, chi va sul GNL, chi va sull'ammoniaca. GNL è quello che sembra avere preso un po' più il mercato, bisogna adeguarsi per consentire comunque che i porti funzionino anche con le navi che arrivano con nuove tecnologie o che chiedono di utilizzare le nuove tecnologie, perché la maggior parte delle navi sono bifuel fondamentalmente, quindi hanno la possibilità di utilizzare o il combustibile fossile classico oppure il GNL. L'Italia è partita anni fa con un primo rifornimento fatto alla Spezia su una nave della costa, il mai più ripetuto. Qualche ulteriore rifornimento è stato fatto a Monfalcone, ma non su navi vere e proprie, perché sono comunque unità in costruzione, quindi non possono considerarsi navi. Trieste invece ha fatto un regolamento sulla scorta anche delle esperienze degli altri porti, sulla scorta di quelle che sono le linee guida internazionali anche dell'EMSA. Abbiamo fatto un regolamento in velocità, nel senso che comunque ci abbiamo messo un mese circa per fare tutta l'istruttoria del regolamento coinvolgendo tutte le autorità preposte e siamo partiti con primi 5-6 rifornimenti l'anno scorso, quest'anno abbiamo ripreso, quest'anno abbiamo anche, deteniamo il primato, diciamo, di aver fatto il primo bunkeraggio di GNL in ambito nazionale su una nave portacontenitori in orario notturno. Peraltro il primo bunkeraggio fatto in orario notturno, vedete la foto sotto, è durato 30 ore, non perché il diametro del pipe era piccolo, ma perché la nave rifornita, che era una nave della CMA-CGM, aveva i serbatoi caldi, non li utilizzava da tanto, quindi hanno dovuto riportarli alle temperature usuali per stoccare il GNL, quindi ci è voluto un po' più di tempo, però l'operazione è stata svolta in 30 ore in totale sicurezza, sotto il controllo e il monitoraggio nostro, grazie anche alla collaborazione con Edison e la compagnia francese, diciamo che siamo riusciti a ottenere questo risultato, un risultato importante perché proietta il porto di Trieste come uno di quei porti dove è possibile fare anche un rifornimento di questo tipo, perché altrimenti gli armatori, sapete tutti, si organizzano e vanno da un'altra parte. Geografia portuale, qua la conosciamo un po' tutti, avevamo quello che era il Porto Vivo, il Porto Vecchio, attuale Porto Vivo, dove è rimasto un solo terminal operativo, che è quello di GMT, ci spostiamo sul porto doganale, le rive di Trieste, col terminal passeggeri, iniziamo col punto Franconuovo, dove abbiamo una notevole concentrazione di terminal RoRo e di altre tipologie di merci, Molo Settimo, area dei cantieri, Scalo dei Legnami, poi abbiamo tutta la zona del porto dei Petroli e il canale navigabile. Saipem, che sta in Porto Vecchio, tutti sappiamo che si occupa di costruzioni particolari, di prospezioni anche del fondale marino, tra l'altro hanno costruzioni di droni subacquei e quant'altro. Una particolarità, il terminale ospita l'unico sistema esistente al mondo che è in grado di intervenire per chiudere un pozzo petrolifero o di gas sott'acqua.
non tutti sanno di questa realtà. Quando l'abbiamo scoperto anche noi, abbiamo visto sto colosso del ferro, sanno tutto, ho detto, ma scusa, ma quello cos'è? Ho detto, ma non lo sapete? No, non lo sa nessuno, quello è il tappo. Cioè c'è un problema, quello parte, lo portano e tappa. E Trieste è l'unico posto al mondo dove c'è questa attrezzatura pronta a partire e essere movimentata, quindi l'unica cosa è il tappo vero fisico e proprio lo deve fornire l'omino del pozzo, che ce l'hanno. Però per arrivare sul fondo, andare a tappare, ci avevano spiegato, c'è un problema proprio di equilibrio della struttura che va sul fondo. Quello è progettato per rimanere sempre in linea, riuscire a posizionarsi e a tappare e a chiudere. Trieste Terminal Passeggeri la conosciamo tutti, anche perché li vediamo usualmente ormeggiati sulle rive di Trieste. Molo Bersagliere e Molo Quarto, stazione marittima piccola, ultimamente negli ultimi anni anche altri utilizzi. Il traffico di passeggeri naturalmente negli ultimi anni ha visto Trieste un incremento che derivava un attimo anche dalla chiusura di Venezia, quindi dal backup di Venezia. La speranza è che nel futuro, nonostante Venezia si stia attrezzando per riprendere il traffico crocieristico, comunque Trieste si sia presentata al mercato del turismo di navi da crociera in maniera tale da continuare ad attrarre delle soste. Dicevamo prima, il SIOT la conosciamo tutti, l'anno scorso e quest'anno c'è stato un importante intervento da parte del concessionario, del terminalista, perché hanno praticamente fatto un revamping dei moli costruiti negli anni 60 e oltre al revamping hanno fatto anche un potenziamento degli accosti al fine di aumentare la capacità di trasporto delle navi che li accostano, proprio per il discorso che si faceva all'inizio, per arrivare ad aumentare anche la capacità proprio di trasporto verso i paesi che sono serviti dall'oleodotto, che ricordiamo sono Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e quant'altro. Poi, principali terminal Ro-Ro Cargo, questi sono ben che conosciuti nel porto di Trieste. Abbiamo la parte di Summer Seaport and Terminals, la parte di TIMT, dove operano le due compagnie turche, e l'ultimo terminal che è di recente costruzione, che è la piattaforma logistica, che è in corso poi di future previsioni di ampliamento con la costruzione del molo ottavo Trieste, che avrà una doppia destinazione sia terminal contenitori sia terminal Ro-Ro. Numeri di Trieste, come potete vedere, 2023 rispetto al 2024 abbiamo una situazione altalenante. Vabbè, sul dry bulk la chiusura della ferriera, il fatto che poi anche a Rinfuse è cambiato un attimo il mercato locale la dice lunga. Però nonostante ci sia un grosso decremento sulle rinfuse secche, rinfuse solide, alla fine c'è stato un incremento totale sul traffico del porto. Sull'anno in corso stiamo vedendo che le cose stanno andando abbastanza bene, flessioni su determinati terminal sono significative anche di rotture di alleanze di compagnie transoceaniche, però la previsione non è che sia tanto negativa. Poi tutto questo è possibile attraverso il lavoro svolto da noi, dai terminalisti, dagli agenti marittimi, dagli spedizionieri e dai famosi servizi tecnico-nautici, perché noi tutti prenotiamo, chiamiamo, gli diciamo sì, entra, esci, vai, sì, però poi alla fine c'è uno che deve portare la nave, c'è uno che la deve legare, c'è uno che la deve spingere e rimorchiare, quindi l'importanza di quella che è i servizi tecnico-nautici, che a Trieste, devo dire la verità, rappresentano una professionalità che viene anche presa ad esempio negli altri porti italiani. Possiamo dire la verità, i servizi tecnico-nautici di Trieste sono sempre stati un servizio che hanno fornito un apporto eccellente per lo sviluppo del porto. Ruolo del comandante del porto. Il ruolo del comandante del porto si radica nell'articolo 81 del Codice della Navigazione, che è una norma del lontano 1942, che potete capire che ricomprendeva un attimo in senso generico tutta una serie di funzioni e di ruoli, e infatti al comandante del porto avevano dato la competenza per quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia dei porti e delle relative licenze. Sulla scorta di questo articolo e di tutta una serie altri di articoli del Codice del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il ruolo del comandante del porto riveste tutt'oggi una sua centralità nel corretto funzionamento del porto, proprio anche sulla scorta dei compiti che erano stati descritti all'inizio, cioè la sicurezza della navigazione, intesa come anche sicurezza dell'approdo, ricade sempre nella nostra responsabilità.
ed è una responsabilità che viene esercitata quotidianamente attraverso tutto il personale della Capitaneria, a partire dagli operatori in sala VTS che fanno il monitoraggio della nave, con tutto il personale che sta all'interno degli uffici della tecnica, della sicurezza e della navigazione, che vanno a organizzare assieme a tutti gli altri attori del porto quelle che sono le previsioni di accosto e il regolare funzionamento di tutti i terminali portuali. Attività marittima amministrativa che è un po' per certi versi sconosciuta, l'attività PMIS del Port Management Information System è conosciuta solo dagli amici agenti marittimi che sono sempre lì a litigare con noi, mandando carte, respingendo, però insomma è un sistema che ormai è entrato nell'uso comune, ha un limite però, abbiamo perso il contatto con la persona. Una volta eravamo abituati a vedere l'agente marittimo che veniva in capitaneria, portava le pratiche, le carte, si parlava, tante volte si chiacchierava, tante volte si aveva anche qualche informazione su qualcosa che non andava in porto o come funzionava il porto. Al giorno d'oggi tutto questo purtroppo ci viene negato perché abbiamo solo uno schermo al computer dove un pallino verde, un pallino rosso, un pallino giallo si accende e si lavora su quello. E poi tutte le altre attività che residuano in capo alla Capitaneria di Porto, che sono sessioni di rilascio di patenti nautiche, imbarcazioni da diporto che vengono iscritte o cancellate o fanno passaggio di proprietà, certificati di sicurezza rilasciati per le imbarcazioni di porto. Tutta questa attività ormai è diventata tutta a livello informatico, cioè al giorno d'oggi per iscrivere un'imbarcazione qualcuno ha avuto anche la fortuna di vedere che i tempi di iscrizione sono notevolmente ridotti, anche perché il nuovo sistema STED, che è il registro nazionale di imbarcazioni di porto, dopo un iniziale periodo di rodaggio è entrato in regime e i tempi si sono notevolmente ridotti. Poi, perché è importante anche il diporto parlarne? Perché noi abbiamo il 9,6% di posti barca a livello nazionale, su solo 94 km di costa. Cioè, come regione siamo la regione che per chilometro di costa ha più posti barca. Questo perché è legato al fenomeno del turismo, un po' anche a quelle che sono le usanze locali, che il triestino comunque a quelli della Riviera del Friuli Venezia Giulia piace tanto andare in barca, però di fatto è un indotto economico notevole. Poi chiudo perché tante volte la gente dice ma voi alla fine, cioè cosa fate, cioè quanto valete, perché al giorno d'oggi siamo tutti portati a cercare di capire il valore di una cosa, no? Cioè ma voi che ci rompete le scatole su questo, che magari chiedete questo, quest'altro, ma voi alla fine, cioè cos'è che ci portate? Portiamo quello, cioè alla fine noi per €1 investito la collettività prende €1,53 in termini di servizi, in termini anche di crescita economica. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere rimasto nei tempi giusti. Grazie. Grazie Diego, grazie Comandante Tomas. Io ringrazio tutti i relatori e il Comandante del Prete per tutto quello di cui ci hanno informato. Devo dire, visto che siamo tutti operatori portuali, in larga parte noto, ma con tutta una serie di dettagli estremamente importanti, alcuni dei quali certamente non conoscevamo con questa competenza. Poiché poi, come si dice in pessimo italiano, al cuore non si comanda, mi permetto di aggiungere qualcosa relativamente al Molo Settimo, che da 4 mesi ha 2 nuovi gru di banchina super post Panamax, con un investimento che è stato fatto di circa 25 milioni di euro. È stato il Molo Settimo, con la crescita del traffico contenitori per tantissimi anni, il punto di spostamento, di crescita maggiore del porto di Trieste. Sta patendo in questi giorni di un calo legato al fatto soprattutto che ci sono un consorzio che esisteva prima, fatto dalle prime 2 compagnie a livello mondiale, si è sciolto. Una ha preferito Rijeka, dove ha fatto un terminal proprio rispetto a Trieste, quindi in questo momento al Molo Settimo c'è un po' meno movimento, ma garantisco che tornerà a crescere a breve con ulteriori e significativi investimenti e volontà da parte ovviamente
del terminalista, che è anche la prima compagnia di navigazione al mondo, di tornare a crescere in maniera importante con i traffici e con l'occupazione che continuiamo a avere, 260 dipendenti. Bene, direi a questo punto, se ci sono delle domande, credo che sicuramente i nostri ospiti sono disponibili per rispondere. Fabrizio? Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato. Noi abbiamo cercato di sintetizzare quelli che sono un po' i nostri compiti, il nostro quotidiano agire. Prima il comandante Tomat faceva riferimento alla perdita del rapporto umano. Noi siamo ormai nell'era della digitalizzazione, ma io con grande nostalgia ricordo quelli che sono i vecchi incaricati di porto, che erano coloro i quali portavano insieme al ruolo equipaggio e tutta la cartellona con tutti i documenti di bordo, quella che poi era la sensazione, quello che si percepiva a bordo. Io mi ricordo a Napoli avevo un mio vecchio amico, figlio di un agente marittimo, lo chiamavo Pietro Gammadilegno. Lui veniva in capitaneria, si confessava, io allora era caposerzione al momento di spedizione, si confessava con me e gli strappavi qualche sentimento. Comandante, abbiamo visto questo comandante, stava mezzo ubriaco. Allora quello era il momento in cui il nostro uomo partiva e andava a verificare. Quindi sono delle persone che ti portavano quella che era la realtà del porto. Oggi non ci sono più, perché oggi è tutto fatto in maniera fredda, con un tasto che comanda la partenza della nave, con un sistema di monitoraggio. Però noi continuiamo a svolgere tutte queste nostre attività col cuore, con la passione che ci ha contraddistinto negli anni. Un comandante senza il suo equipaggio non va da nessuna parte, qui ci sono tanti capitani di lungo corso, e io, per far sì che questo posto cresca, per far sì che vengano inseriti degli elementi di novità importanti. L'amico Zerbini faceva riferimento al Molo Settimo. Io voglio ricordare un'altra cosa. Al Molo Settimo è stato messo a punto il primo sistema al mondo di pulizia, di manutenzione della palificazione senza che il molo subisse alcuna interruzione del traffico. Abbiamo presentato alla presenza del ministro Rixi qualche mese fa, ormai 5-6 mesi fa, un sistema che si chiama RoboGo, studiato in Italia, in queste zone, prodotto mezzo in Italia, mezzo in Croazia, intelligenza tutta italiana. Ecco, si fa attività di manutenzione di un terminal senza sospendere minimamente quella che è l'attività del terminal. Per far ciò ci è voluto, a parte l'intelligenza, ma il coraggio sia dell'imprenditore, sia del terminal, ma anche delle amministrazioni che autorizzano queste attività. Il comandante Tomat faceva riferimento al rifornimento del GNL nel porto di Trieste. Io, prima dell'esperienza triestino, vengo dal mondo delle costruzioni navali. Le amministrazioni hanno incentivato negli anni la costruzione di navi a GNL, ad ammoniaca, quant'altro. Però se poi i porti non sono pronti a dare un servizio che è quello di rifornimento, perché tutti siamo capaci di far bunkerare la nave col sistema tradizionale, no? Però quali porti del Mediterraneo sono oggi in grado di rifornire una nave con GNL? Abbiamo prodotto decine di navi con quel sistema di propulsione e le navi sono vuote, non riescono a navigare con quel carburante. Chiaramente quello che abbiamo fatto a Trieste non è un gesto folle, l'abbiamo ragionato, l'abbiamo condiviso con tutti gli stakeholders, con gli amici che insieme a noi gestiscono le attività nell'ambito portuale e abbiamo lanciato questa ordinanza. L'ordinanza di Trieste è stata presa a modello dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ci ha fatto partecipare ai tavoli per la realizzazione delle linee guida affinché tutte le altre autorità marittime producessero un proprio regolamento. Ecco, noi oggi ancora siamo l'unico porto d'Italia dove viene fatto il rifornimento del GNL. Poi il comandante Tomat non è mai sazio, perché dice: ma perché non facciamo anche la nave portacontenitori? Facciamo anche la nave portacontenitori, ma di notte. Qua a Trieste mi hanno insegnato, quando sono arrivato, comandante, qua a Trieste non si può, giusto? Io dico invece se può, ma con delle limitazioni, con delle prescrizioni, con delle raccomandazioni. E quindi abbiamo fatto anche questo. Poi abbiamo fatto anche quell'altra ordinanza, quella dell'H2S, che era fortemente desiderata e voluta dall'utenza portuale. Diego, voglio ricordare nella famiglia dei servizi tecnico-nautici, anche se non sono dei servizi tecnico-nautici effettivi, gli amici chimici del porto.
con i quali c'è una collaborazione, un dialogo costruttivo quotidiano, insieme alle agenzie marittime raccomandatarie, agli spedizionieri, all'intero cluster marittimo. Quindi io ringrazio tutti voi che ognuno nell'ambito delle proprie competenze, del tassello della propria competenza, condividono con noi quella che è la gestione di questo bellissimo porto, di questo importantissimo porto. Quando mi fu detto qualche anno fa vai a Trieste a fare il direttore marittimo, ma dov'è Trieste, scusami? In fondo a destra, come diceva Diego, ma ho scoperto una realtà di grande rilievo. La mia precedente esperienza di porto, non di comando di porto, ma di gestione del reparto tecnico del porto, era quella di Napoli. Beh, vi posso dire che anche qui a Trieste abbiamo delle professionalità di tutto rilievo e riusciamo a fare delle cose che solamente grazie al cuore e alla professionalità si riescono a portare a termine. Prima mi riferivo al mio equipaggio che è di una professionalità e di una disponibilità senza uguali. Ringrazio tutti quanti loro, però consentitemi di ringraziare qualche persona che purtroppo ha i limiti di età, quindi ci lascerà l'anno prossimo il comandante Poletto, passerà, andrà in pensione, io andrò in riserva, quindi io lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, adesso ne ho l'opportunità, poi lo farò anche più avanti, il comandante Tomat prenderà il suo posto, così come un'altra importantissima perdita sarà quella del Nostromo. Al 31/12 il nostro Nostromo di Stefano Gianluca passerà nella riserva e quindi il servizio di Nostromo verrà assicurato dal luogotenente Pino Morgani, che è cresciuto nell'ambito della sezione tecnica e quindi è persona affidabile per ricoprire questo importante ruolo. Vi ringrazio ancora della cortesia che ci avete usato e della pazienza che avete avuto. Grazie. Grazie Comandante per tutte le informazioni che ci ha dato e anche per un augurio di buon vento ai nuovi che arrivano e un grande grazie a coloro che hanno compiuto tutto il percorso professionale. Io approfitterei per consegnarle. Non tutti sono perfetti. Ti può guarire? Ci scambiamo i cresti. Andrea? Chi fa qualcosa? Facciamo avanti? Sì.